Benvenuti, buon fine settimana. Oggi un orario un po' sfalsato, abbiamo dato spazio a Sanremo, i colleghi da Sanremo che ci stanno raccontando ovviamente questo festival, il 76esimo Festival della Canzone Italiana. Noi però adesso cambiamo totalmente argomento, entriamo all'interno della nostra trasmissione, il punto di oggi, perché oggi ci occupiamo di un tema ampio, importante, che è il dissesto idrogeologico. Un mese, qualche giorno dalla frana di Niscemi che ha sconvolto un territorio, devo dire ha sconvolto anche un intero paese, perché insomma quelle immagini hanno fatto davvero il giro del mondo. Ci sono dei cittadini che ancora sono fuori di casa, altri, ed è la notizia di oggi, potranno rientrare perché è stata ristretta la zona rossa. Questo per quanto riguarda Niscemi, ma poi c'è ovviamente un problema che è generalizzato in tutto il paese e noi in Sicilia lo viviamo in maniera importante, perché 9 comuni su 10, pensate, rischiano il dissesto idrogeologico. Significa che sono costruiti su zone potenzialmente friabili. Abbiamo intitolato la trasmissione di oggi La Sicilia che si sbriciola, perché racconteremo, ovviamente continueremo a raccontare Niscemi, ma torneremo anche indietro nel tempo, perché c'è una frana che è quella di Giampilieri del 2009 che ancora ha tanti punti oscuri, e noi oggi vi mostreremo anche delle carte in esclusiva che dicono che probabilmente qualcosa si sarebbe potuta fare. Allora vi presento gli ospiti, con me in studio la senatrice Daphne Musolino di Italia Viva, l'onorevole Francesco Ciancitto di Fratelli d'Italia, il segretario regionale di Sinistra Italiana, avvocato Pierpaolo Montalto, e poi l'ingegnere Tuccio D'Urso, che saluto, che ci sta aiutando. Buongiorno a voi. Buon pomeriggio D'Urso, tra un po' anche altri ospiti, però io questo inizio di trasmissione lo dedico e lo voglio dedicare a Niscemi. Abbiamo il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Benvenuto sindaco. Sì, buonasera a tutti voi, buonasera ai tuoi ospiti. Allora, sindaco, con Gerry Italia, ovviamente, il nostro collega Gerry Italia che ci sta raccontando anche per i telegiornali, per la redazione di quello che sta accadendo ogni giorno a Niscemi, e devo dire quella zona non si sta facendo mancare nulla, anche le passerelle, abbiamo detto qui, qualcuno si è offeso quando l'abbiamo detto, però è dei politici, insomma passerelle o no, insomma la presenza però delle istituzioni è forte. È venuto anche il capo dello Stato, che certamente non fa passerelle, il capo dello Stato a dare forza a quel territorio, no sindaco? Sì, confermo la circostanza che la visita del Capo dello Stato ha assolutamente dato la dimensione, la certificazione dell'impegno delle istituzioni. Io posso dirvi, come ho dichiarato, gli occhi gentili ma fermi del Presidente Mattarella rappresentano lo Stato, incarnano lo Stato, e lui ha voluto far sentire la sua vicinanza istituzionale e anche umana, Luca, perché ha voluto incontrare certamente gli sfollati, ma anche i bambini, soprattutto i bambini che erano stati delocalizzati, perché ricordo abbiamo 3 scuole in zona rossa. Quindi certamente un impegno istituzionale importante che alla nostra comunità serve. Come sai, io sono molto fiducioso. Allora, sindaco, intanto saluto anche il nostro Antonio Condorelli. Eccomi Luca, è un piacere, noi, il momento sempre. È molto caldo, soprattutto per Niscemi. Ho anche delle domande per il sindaco. Ovviamente adesso li faremo. Io però vorrei restare sull'attualità, perché si è appena conclusa la visita, l'ennesima, del Presidente della Regione, Renato Schifani. Oggi, sindaco, diciamo, il Paese tenta di tornare alla normalità. È stato smobilitato il presidio nella piazza principale del paese davanti al municipio dei vigili del fuoco, che erano là ovviamente con tanti mezzi. Si è ridotta, seppur leggermente, la zona rossa. Questo consentirà ovviamente a molti suoi concittadini di riprendere possesso delle proprie case e a qualcuno anche delle proprie attività. Quindi questo è il tema. Cosa vi siete detti oggi col Presidente della Regione? Ma oggi il Presidente della Regione, quale commissario delegato con l'ordinanza 1180, è venuto innanzitutto ad avviare i lavori dopo la progettazione e le decisioni di queste settimane di un importante snodo viario, che è una Reggia Trazzera, che è l'unica allo Stato, seppur piccola, che rende possibile il collegamento con la SP12 e soprattutto con la Gela Catania. E poi assieme al direttore dello IACP, consegnato a me soggetto attuatore 2 immobili, e quindi domani mattina noi emetteremo
un avviso pubblico, perché tutto deve essere trasparente, per assegnare questi 2 immobili, e devo dire che non lo faccio oggi perché stiamo lavorando da ieri pomeriggio alla delimitazione della nuova zona rossa, così come proposto dal commissario straordinario siciliano, che ieri è stato qua. Abbiamo lavorato fino a tardo pomeriggio. Chiaramente una scelta ponderata, puntuale, che deve essere cautelativa ma anche di apertura rispetto a quello che è accaduto nell'ultimo mese. La città tenta di ripartire. Io ho chiesto di liberare il nostro salotto, che è appunto la piazza Vittorio Emanuele, che è il centro di aggregazione, il momento di incontro, e quindi stiamo iniziando a tornare, perché il mio messaggio è quello di riguadagnare fiducia e tornare alla normalità, all'ordinarietà, convivendo chiaramente con il post urgenza, con il post emergenza, ma chiaramente siamo impegnati su 2 livelli: la programmazione, gli aiuti. Abbiamo già erogato quasi l'80% dei contributi di autonoma sistemazione ai nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta. Oggi è stato chiuso l'avviso per la ricognizione delle attività produttive alle ore 12, abbiamo i dati: 54 richieste che verranno nelle prossime ore. Io ho parlato col direttore generale e anche col presidente di dare immediata risposta a coloro i quali hanno purtroppo subito la chiusura immediata da un minuto all'altro della chiusura per sgombero delle attività. Siamo impegnati in questa fase delicatissima e certamente anche di programmazione. Di quanto si accorcerà questa zona rossa? 50 metri. Quindi da 150 a 100 metri, il che significa quanti cittadini riprenderanno possesso della loro casa e quante attività? Ma noi abbiamo un calcolo 500 persone sicuramente, perché la presenza urbanistica della fascia rossa nel centro abitato incide soprattutto dalla fascia 100 ai 150 su una, come dire, lunghezza maggiore, quindi era quella che aveva cautelativamente in quella fase, devo dire, drammatica, tremenda, perché ci siamo ritrovati con quelle immagini che tutti conosciamo, e quindi credo 500-600. Questo è un buon segnale. Peraltro questo ci consente di tenere monitorata anche la fascia 50-100, e quindi chiaramente questo lo facciamo perché dai rilevamenti, dal monitoraggio satellitare, questa fascia di centro abitato chiaramente non ha registrato alcun movimento. Tra l'altro, Luca, Dimmi, Gerry. tanta gente in questi minuti, mentre proprio stiamo parlando, tanta gente si sta cominciando a radunare attorno alle transenne, perché c'è gente che ha voglia di rientrare a casa, ma di contro invece ci sono tante persone che hanno paura, nonostante la zona rossa sia stata accorciata, a rientrare a casa. Stamattina c'erano tante persone che hanno chiesto al presidente Schifani, che usciva dal sopralluogo in zona rossa, se era sicuro rientrare nelle case. Quindi c'è ancora tanta paura alla gente e si fa fatica quasi a tornare a questa pseudo normalità, perché è solo un primo passo sulla normalità. Allora, Sindaco, diciamo in settimana c'è stata ovviamente una marcia silenziosa che ha fatto molto rumore in occasione appunto della triste ricorrenza di un mese dalla frana. Lei ovviamente stava discutendo questioni importanti a Roma, quindi insomma alla marcia non ha partecipato perché appunto sta cercando di racimolare euro per euro, insomma, i soldi per ricostruire e per dare appunto questa normalità, perché lo dico anche ai miei ospiti, magari qualcuno già c'è stato a Niscemi, ha visto un po' la situazione. Niscemi in questo momento ovviamente è una città in parte isolata, quindi recuperare anche i soldi per fare le strade è diciamo, un segnale molto importante, perché il rischio è che questa città nella paura possa anche, speriamo di no ovviamente, tutti i dati in questo momento ci dicono di no, possa anche spopolarsi, anzi la gente vuole rimanere. Sentite questo servizio che ha realizzato proprio Gerry Italia in quella sera, che ha fatto davvero tanto rumore in tutta Italia. Per evitare queste catastrofi in futuro. Questo deve essere un trampolino di lancio a tutela e alla prevenzione per questi danni. A distanza di un mese dalla frana che ha sconvolto Niscemi, oggi i niscemesi scendono in piazza con questa fiaccolata per chiedere che adesso le promesse diventino risposte concrete. Ancora ci sono tantissimi cittadini
che sono fuori casa, che aspettano delle sicurezze per rientrare a casa, aspettano l'inizio dei lavori, il rinforzo dei costoni per poter riaccedere in sicurezza nelle proprie case. Già stanno arrivando i primi aiuti mensili, insomma, alle famiglie, però chi non potrà mai più ritornare attende un vero e proprio risarcimento per ricominciare la propria vita e ricominciare a vivere. Le speranze adesso è che le istituzioni non ci abbandonano e che ci aiutano a costruire un tetto, una casa per tutti. Gaetano, tu sei un agricoltore della piana di Niscemi e la frana ha investito in pieno la tua azienda agricola, cosa è successo? Il terreno tutto spaccato. Non sappiamo da fare, aspettiamo le aiuti, si arrivano. Sappiamo benissimo che la frana non la possiamo fermare, però mitigare il rischio è possibile ed è doveroso farlo, perché la casa non è solo le quattro mura, le pietre, i mattoni, ma è la vita che tu hai passato là dentro con i tuoi cari, i tuoi ricordi, i tuoi compleanni e perché no anche i tuoi lutti. Niscemi ha una sua identità, ha un patrimonio storico, culturale e naturalistico importantissimo. Quello che dobbiamo fare è iniziare un percorso di rigenerazione, soprattutto per quanto riguarda i quartieri già esistenti, e lo si fa valutando bene il patrimonio immobiliare. E la prima cosa è far rientrare le persone nelle loro case in sicurezza, quindi iniziando le opere di risanamento. Senza opere di risanamento Niscemi non può ripartire. La città è qui stasera per dire a queste persone, a questi cittadini che non sono soli e che attraverso la loro forza Niscemi troverà la forza per rialzarsi. Viva Niscemi! E questa è la testimonianza di Gerry Italia. Mi colpiscono due frasi, sindaco, e poi do la parola a Antonio Condonelli. Il coraggio di restare, la forza di cambiare, perché ci vuole veramente la forza per cambiare una situazione diciamo, che si è prolungata poi per 30 anni. C'era stata una prima frana nel 97 e adesso il ritorno di questa frana. Antonio, per te? A me ha colpito un'altra frase che era quella mitigare il rischio, perché è la frase che si ripete da più di 30 anni a Niscemi, perché ormai è certificato, lo ha certificato la protezione civile, lo sa benissimo il sindaco che è in prima linea, che quasi tutte le case, anzi tutte le case riversano i reflui fognari nel sottosuolo. C'è un problema serio di reggimentazione delle acque. Per mitigare il rischio, adesso che queste persone stanno rientrando a casa, persiste questa consuetudine dello scarico e del riversamento delle acque nel sottosuolo così, diciamo, in modo abusivo, illegale, oppure in questo momento è già stata messa in sicurezza questa cosa? O dobbiamo aspettarci che fra 3 anni, fra 5 anni, fra 10 anni queste 500 persone che riversano, loro malgrado, nel sottosuolo causino un ulteriore distacco della frana? No, guardi, c'è qualche imprecisione in quello che ha detto. Nessun refluo scarica abusivamente, nessuna casa scarica illegalmente. Il tema di Niscemi è che non c'è il depuratore, noi ce lo siamo fatti finanziare. Ma dove scaricano queste abitazioni? Mi scusi? Ascolti, però deve avere la bontà di farsi raccontare i fatti, sì, perché altrimenti rischiamo di dare come dire, questa rete fognaria in città esiste, che poi ha dei sistemi di adduzione che allontanano l'acqua dal centro abitato, che scaricano i corpi di frana più avanti, più a valle. Questo glielo confermo e già si sono tenute 2 conferenze di servizio. Peraltro domani verrà il commissario nazionale per la depurazione che si occupa di queste cose, perché il Comune dal 2015 non si occupa di questo e io ho scritto più volte anche in questa direzione, tant'è vero che abbiamo seguito l'iter di approvazione, finanziamento e consegna dei lavori della rete di depurazione e quindi della rete fognaria. È chiaro che abbiamo anche messo in campo un'azione per l'allontanamento delle acque piovane nella zona rossa, come è stato detto, questo sì puntualmente, quindi stiamo lavorando a questo. Poi il tema chiaramente è leggere puntualmente le relazioni tecniche e scientifiche sulle cause, le concause,
tutto quello che è giusto approfondire e le valutazioni verranno successivamente fatte. Sindaco, ma c'è una data entro la quale le acque saranno regimentate e quindi la mitigazione del rischio sarà reale? Perché lo si ribadisce già da 30 anni. Guardi, io posso parlare degli atti di oggi e le dico che oggi è stato pubblicato il decreto legge che dà i poteri al commissario straordinario che deve entro 60 giorni adottare un piano, quindi con una tempistica ben precisa, e peraltro è una cosa che abbiamo chiesto alla Premier Meloni, con tempistica certa e risorse certe, e credo che in questa primissima fase di emergenza sia le risorse che la volontà tecnico-amministrativa e politica di avere tempi certi e non ripetere un 97 ci siano tutti. Questo glielo posso garantire. Chiaramente conosceremo più avanti gli atti. Il commissario si è insediato ieri e quindi già da ieri siamo al lavoro per l'assistenza alla popolazione, ma anche per ripristinare i servizi essenziali, come avete avuto modo di conoscere e approfondire nei vostri servizi. Allora, intanto ci ha dato una notizia che arriverà il commissario nazionale alla depurazione, e questo ovviamente è un tema importante, quindi insomma la notizia ce l'ha data il sindaco. Senta sindaco, qui c'è con noi oggi, approfondiremo più tardi anche il tema di altri pezzi della Sicilia che si stanno sbriciolando. Abbiamo raccontato San Fratello, che è un piccolo comune del Messinese, abbiamo ovviamente raccontato a suo tempo Giampilieri, però questo racconto poi è rimasto insomma in qualche modo senza un giallo, è rimasto senza trovare insomma i veri responsabili. Oggi probabilmente daremo e metteremo un tassello in più a questa verità. Dico, c'è con noi l'ex dirigente della regione Tuccio D'Urso, che ha seguito nel 97 la frana di Niscemi, era allora capo della protezione civile. Non so se diciamo volete incrociare insomma le vostre conoscenze. Tuccio D'Urso e sindaco Conti, perché conosciamo molto bene. Esatto, perché ci qui conosciamo molto bene. Perché qui insomma bisogna mettere tutte le forze in campo per far sì che non succeda più quello che è successo ovviamente né a Niscemi né da nessun'altra parte. Sindaco. Sì, prego. Io conosco il direttore, lui conosce me, lui sa quanto impegno metto io nella mia azione politico-amministrativa, quindi chiaramente io nel 97 ero diciamo così molto più giovane, non ero impegnato in questioni amministrative, ho avuto modo di leggere successivamente quegli atti e quelle storie che tutti noi oggi di cui stiamo parlando. Senta sindaco, ma cosa c'è? Le faccio una domanda, ma cosa c'è di vero in questa storia che dicono, cioè, che è stata detta più volte, delle case insomma che si è continuato a costruire in quella zona e che si sono ristrutturate case che erano in pericolo? Questa cosa diciamo si è divulgata a macchia di leopardo nel racconto di questa frana di Niscemi. So che lei si è speso in qualche modo anche per dire guardate, ve lo dico io, quella è la verità qui, no? Insomma, cosa ce la racconti anche a noi? Ma guardate, il quartiere Sante Croci, che il direttore conosce benissimo, è un quartiere che è lì da oltre 200 anni. Dopo la fondazione di Niscemi furono fatti. È la fondazione di Niscemi. Il quartiere è quello, il centro di Niscemi era lì. Il quartiere di Niscemi era quello negli anni 700 e anzi, era il posto più bello perché è affacciato sulla piana, no? Esattamente, quindi dopo il 97 nessun'opera abusiva è stata realizzata là, questo mi costa perché comunque anche dall'aerofotogrammetria e da una semplice consultazione di Google Maps o di Google Earth si può vedere che il quartiere Sante Croci non aveva immobili abusivi o nuove costruzioni, quindi il tema ho detto fin dall'inizio perché c'era stata la moda che tutti erano niscemologi e tutti geologi in Italia, quindi è bene parlare, prima di parlare conoscere i luoghi e le questioni. Quindi questa è una polemica che io ho chiuso qualche giorno dopo spiegando che dove c'era una chiesa è rimasto uno slargo, il direttore si ricorda benissimo la vicenda dell'abbattimento della chiesa, dove c'erano degli immobili furono abbattuti e delocalizzati. Io per anni mi sono battuto chiedendo le risorse per la fase 2 e la fase 3 della frana
97 e soltanto il 19 di dicembre è stato emesso un decreto che mi finanziava i ristori per i cittadini che avevano perso la casa e l'abbattimento di ulteriori unità abitative. Quindi immagini quando qualcuno mi dice cosa avete fatto voi come comune. Chiaramente noi come comune abbiamo fatto la nostra parte, questo mi sento di dirlo, ma non entro nel merito perché però ci sono delle indagini in corso, quindi io giusto per dare anche aspetta un attimo D'Urso, io giusto per dare un'informazione, noi qualche settimana fa con l'ingegnere D'Urso abbiamo mostrato le carte, quelle del 98, che insomma spiegavano molto bene quello che era successo, abbiamo spiegato anche che cosa è successo dopo il 98, dopo il 2000, insomma Tuccio D'Urso sarà ovviamente sentito anche insomma, dalla Procura di Gela che sta indagando ricercando insomma qualche responsabile di questa tragedia, quindi insomma quelle carte noi le abbiamo messe già a disposizione della Procura di Gela, come tutte le dichiarazioni che sono state ovviamente diciamo, fatte in questa trasmissione. Quindi diciamo, il nostro supporto a Niscemi lo stiamo dando pienamente. Tuccio D'Urso, e poi andiamo in sigla. Apprendo con grande piacere che si è dovuta fare una legge per stabilire chi debba fare le fognature a Niscemi. Nei giorni scorsi sarà sfuggita a tanti, è subito sorto la controversia fra il commissario nazionale alla depurazione, che peraltro è catanese, e l'ambito territoriale ottimale di Caltanissetta. In teoria sarebbe dovuto essere l'ambito a dover occuparsi delle fognature e del rifacimento della rete idrica di Caltanissetta. Apprendo con grande piacere che c'è voluto un decreto legge per stabilire che debba essere il commissario. Per altra fortuna hanno le vicende fognarie, ad esempio di Catania e del resto della Sicilia, dove lo scontro fra ambito e commissario è aperto e la magistratura... Sindaco, parli, perché... Allora... Sta dicendo un'altra cosa. Aspetti un attimo, ingegnere. La questione è stata risolta nel 2015. La competenza nel 2015 del sistema fognario era l'ambito che doveva fare le fognature, giusto? Da ieri è il commissario che deve fare le fognature. Ma dal 2015 ma l'importante è che le fognature si facciano, caro Massimiliano, perché ancora oggi io vedo le immagini, non sono venuto a Niscemi, ma vedo le immagini della zona della frana dove non ci sono le caditoie delle acque bianche, cioè significa che in quella zona, almeno a quello che mi è dato vedere dalle immagini, non c'è una rete fognante di acque bianche, le acque bianche andavano a finire direttamente nel versante di frana, così come non so se c'è una rete fognante delle acque nere. Questo purtroppo, secondo me, è stata la mancanza principale dell'attuazione di quanto prescriveva la commissione tecnica scientifica, che fra le concause, la frana da che cosa è determinata? Da questo fenomeno che ancora non si è capito come avviene, di abbassamento del piede della frana, per cui abbassandosi il piede questo abbassamento porta via la collina. Secondo la Commissione, la mancata regimazione delle acque nere e bianche, che continuando a permeare nel sottosuolo aggravano la situazione di mobilità di questo bellissimo banco di sabbia recenti. Allora facciamo così, Sindaco, lei può rimanere qualche altro minuto? Io mi piacerebbe rimanere perché gli ospiti sono autorevoli, però io devo andare a firmare un'ordinanza per liberare le case, quindi vi concedo qualche altro minuto. Allora le faccio fare una domanda dalla senatrice Musolino che voleva intervenire sulla questione e poi mandiamo la sigla, la saluto ovviamente. Sindaco, buonasera, io più che una domanda voglio fare una riflessione con lei, perché lei è un sindaco e io ho avuto anche io un'esperienza come amministratrice, sono stata assessore per 4 anni a Messina, quindi comprendo le difficoltà e penso di condividere con lei lo sconforto
torto, perché alla fine il sindaco si trova da solo a far fronte a questi problemi e tra decreti regionali, poteri di commissione, ADO che deve occuparsi di fare le fognature e poi ci impantaniamo perché forse il potere del commissario straordinario, si finisce per creare una superfedazione di norme, una sovrastrutturazione di enti, nessuno fa nulla e poi quello che resta col cerino in mano è sempre il sindaco. Bisogna aprire veramente una stagione di riforme in Sicilia, una stagione di riforme importante che vada a semplificare le competenze, dia ai sindaci la possibilità di spendere direttamente, perché quando queste somme arrivano e vengono date alla regione, poi la regione le deve ripartire secondo le sue strutture, le conseguenze sono queste. Dal 2015 si aspettava che si facessero i lavori di fognatura e adesso deve arrivare un commissario straordinario. Ma la fognatura c'è, no, ma quello che ha detto, quello che ha detto prima il dottore Duccio D'Urso a proposito dei lavori che andavano fatti e che adesso dovrà fare il commissario. Lei dice che i lavori c'erano, allora il commissario cosa viene a fare? Nulla. Quindi questi lavori, se evidentemente fossero stati dati i poteri direttamente al sindaco di farli, forse a quest'ora saremmo stati a raccontare qualcosa di diverso. Ma in generale la riflessione è sulla struttura della regione siciliana, che è una struttura elefantiaca e come si vede che poi non sa agire. Allora, sindaco, ci sono delle condutture. Un attimo, che Antonio, scusami, Antonio, un attimino, per poi dobbiamo liberare il sindaco. No, vabbè, io quello che dovevamo chiedere come Sinistra Italiana, con la presenza anche del nostro segretario nazionale, abbiamo fatto di presenza martedì col sindaco. Volevo solamente che mandasse dalla nostra comunità politica, che poi ripensare a tutto quello che abbiamo visto, ovviamente lascia un segno, perché abbiamo visto tante cose, mandare alla sua comunità i nostri più sinceri auguri di buon lavoro a lei. Quindi era questo che volevo mandare, solo un messaggio di auguri, ci siamo incontrati, abbiamo visto tutto, abbiamo chiesto tutto al sindaco, abbiamo visto che lavori stavano facendo, e quindi auguri alla cittadinanza e a chi sta lavorando per la cittadinanza. Abbiamo incontrato i psicologi, gli assistenti, la polizia municipale e tutto, ecco, c'è una comunità che sta provando a resistere, quindi tanti auguri a questa comunità e a chi lavora per questa comunità. Devo dire che conosco il sindaco da tanto tempo, lo vedo stanco, dopo un mese, stanco, diciamo, ma è inevitabile, lo vedo inevitabile. Luca, dovevamo fare il collegamento all'aperto, il sindaco mi ha chiesto di rimanere seduto per il collegamento, quindi siamo a testimonianza insomma, di questo. Jerry, prima di salutare il sindaco, cosa c'è adesso? Diciamo le ultimissime notizie. Domani arriverà appunto il commissario. Stiamo aspettando che il sindaco vada a firmare questa ordinanza, perché ti dicevo, in piazza c'è già tanta gente con le macchine cariche, con i furgoni carichi, che vuole tornare a casa, e quindi sarà un bel momento anche vedere queste transenne che verranno rimosse nei primi 50 metri dalla piazza verso il fronte frana, e sarà bello vedere soprattutto tanta gente che finalmente tornerà all'interno della sua casa, con tutte le perplessità e le paure che comunque ci sono. Che poi diciamo quello che andiamo a fare. Dicevo i casi della vita, no sindaco? Se ne sono dovuti scappare di domenica, rientreranno stasera, domani qualcuno potrà anche riprendere. No, entreranno oggi, speriamo, ci siamo presi le 24 ore per approfondire tutta una serie di questioni, capite bene, non è semplice. Perché chiaramente dobbiamo dare sicurezza a chi rientra, dobbiamo gestire chi non rientra, la valutazione è fatta immobile dove immobile, via per via. Ieri sera abbiamo lavorato fino alle 4 di notte, stamattina abbiamo fatto tanto altro, e quindi capite bene che tra qualche tempo, firmata l'ordinanza, ci mettiamo in campo più squadre per spostare in movimento, quindi anche con le forze dell'ordine, tutta una serie di gestione di un evento chiaramente atteso da tanti nuclei familiari, anche da tante attività, devo dirgli, quindi io vi lascio perché sono già le 4. Va bene sindaco. Sindaco, le rubo solo l'ultimo istante, quella croce che avete ripreso, che è stato per settimane simbolo di resilienza, poi è caduta perché la frana inesorabilmente stava avanzando, l'avete ripresa, rotta, l'avete rimessa in sesto, adesso dove la metterete quella croce?
La croce in questo momento è in comune perché è in materiale composito, perché quando l'abbiamo collocata ci siamo posti il problema della cosiddetta zona rossa, non potevamo fare opere edili come qualcuno immaginerà, e quindi il prefetto siciliano la vuole far recuperare col Ministero dei Beni Culturali e poi la cittadinanza deciderà dove collocarla. Chiaramente è diventato il simbolo della resistenza di una città che vuole ripartire con tutte le incertezze, ma le istituzioni ci sono, lasciatemelo dire. Io sono un inguaribile ottimista e lavoro per essere certamente da sprono per i risultati per la comunità, ma anche per il senso di fiducia che i cittadini devono avere. Questo è stato da sempre il mio spirito guida nell'azione politico-amministrativa, a maggior ragione in questa fase. Allora, grazie Sindaco, buon lavoro, forza Niscemi. Noi per quel poco che possiamo fare vi apriamo sempre le telecamere e i microfoni per qualunque cosa questa comunità voglia comunicare al mondo. Allora, grazie al Sindaco Massimiliano Conti. Ti ringrazio e ti chiedo scusa se ieri non ho potuto rispondere al telefono. Ci ho pensato io. Abbiamo il nostro Jerry. Grazie, ciao Jerry, ciao. La senatrice e tutti quanti. Grazie al Sindaco Massimiliano Conti, grazie al nostro Jerry Italia. Forza Niscemi, il racconto ovviamente di Niscemi proseguirà attraverso i nostri telegiornali, quindi come abbiamo fatto in questi giorni. Allora ci fermiamo, mandiamo la sigla, cominciamo il dibattito anche su questo tema di Niscemi, ma c'è il tema del dissesto idrogeologico che si espande in tutta la Sicilia. Dopo la sigla. E allora rientriamo, un'anteprima abbastanza ampia, lunga, corposa, perché insomma il racconto di Niscemi attraverso le voci del primo cittadino di Niscemi ovviamente diventa per noi importante proprio oggi, in un giorno, non lo dico ai nostri ospiti, la senatrice Musolino, l'onorevole Ciancitto, l'avvocato Montalto, segretario di Sinistra Italiana, Tuccio D'Urso, già dirigente della regione siciliana. Saluto anche, non so se in questo momento ci sente, c'è un altro ex dirigente della regione siciliana, Gesualdo Campo. Adesso ci racconterà anche un'altra storia diciamo che riguarda però il messinese, la sua area, e poi con il nostro Antonio Condorelli. Allora, dicevo, questo racconto di Niscemi ovviamente diventa preponderante, anche perché poi, lo dico a tutti, questa storia di Niscemi è successa contemporaneamente a un'altra tragedia, che è quella del maltempo, del ciclone Henry, che ha devastato mezza Sicilia, la costa, tutta la costa ionica. Adesso ovviamente c'è il tema di ripartire e far ripartire l'estate. Ciancitto, lei che rappresenta ovviamente il governo, lei che rappresenta diciamo, il primo partito, il partito di maggioranza relativa, ovviamente vi siete spesi voi come diciamo, istituzioni territoriali, ma ovviamente il governo, Giorgia Meloni abbiamo visto è stata a Niscemi, ha sorvolato l'area colpita dal ciclone Henry. Devo dire, le testimonianze di affetto e di vicinanza non sono mancate. Adesso che succede? Però sono arrivati i primi soldi, però sembra troppo poco ancora o no? No, sono arrivati i primi 100 milioni che sono arrivati qualche giorno dopo, credo 2 o 3 giorni dopo gli eventi. Settimana scorsa il governo ha varato il nuovo decreto legge di 1 miliardo di euro per la ricostruzione delle zone colpite dal ciclone Henry, più 150 milioni destinati al comune di Niscemi. Ma rispetto al passato, questo governo ha dotato lo Stato italiano di un provvedimento molto importante, che è il provvedimento post calamità naturali. In questo provvedimento, al di là del fatto che sono definiti i compiti che spettano in situazioni del genere ai presidenti di regione, quindi è stato nominato Schifani oppure Occhiuto, che era commissario per l'emergenza. Perché sono 3 le regioni colpite, ricordiamo, sì, noi guardiamo ovviamente i nostri Sicilia, confini. Sardegna e Calabria, che sono commissari per la gestione dell'emergenza, e poi c'è la fase della ricostruzione. In questo decreto legge varato dal governo Meloni sono state snellite le procedure per procedere alla ricostruzione e sono stati dati anche devono essere dati tempi certi alla ricostruzione. Quindi rispetto al passato e ai fatti che sono stati raccontati
testé dal sindaco di Niscemi Conti, che io mi congratulo con lui personalmente, ma con tutta la popolazione di Niscemi, per la capacità, la resistenza, la compostezza, la determinazione con cui hanno affrontato una situazione veramente complicata e difficile. Forse noi siciliani ci dimostriamo sempre poi un popolo paziente, silenzioso, rispettoso, ma come ha detto anche il sindaco chiudendo la trasmissione, le istituzioni sono presenti e sono vicine alla città di Niscemi, ma sono vicine a tutte le realtà che devono essere ricostruite. Quindi oggi non è che la ricostruzione avverrà in maniera caotica, oggi c'è una legge che è stata varata dal governo nazionale con ampia maggioranza, che dà tempi certi, devono essere dati per la ricostruzione, e le risorse sono state stanziate 1 miliardo di euro. Se non basteranno, il governo è pronto a stanziare altre risorse. Poi poc'anzi si è parlato di commissario per l'emergenza, per la depurazione. Scusi, la interrompo, però a parte il commissario per l'emergenza delle depurazioni, No, poi perché il commissario per la depurazione, per correttezza, siccome qualcuno ha detto la regione siciliana, il commissario per la depurazione è nominato dal governo nazionale, e tutti quelli che ci sono stati hanno sempre risposto al governo nazionale, quindi per correttezza. Così come quindi le ovviamente competenze non sono risponde tra al governo regione nazionale il commissario straordinario siciliano, che ovviamente è stato nominato. Per essere precisi su questa cosa, perché il commissario per la depurazione non risponde alla regione siciliana, risponde al governo nazionale. Perché viene nominato il commissario per la depurazione? Perché l'Italia da un ventennio, quindi da tutti i governi che ci sono stati 25-30 anni, ha una procedura di infrazione aperta con la Comunità Economica Europea per inquinamento ambientale, Antonio, che non nasce col governo Meloni, ma nasce da 25-30 anni a questa parte, quindi per essere chiari e chiarire lo scenario a tutti e a chi ci ascolta. Antonio, ma perché dobbiamo fare sempre poi ricorso ai tecnici del governo nazionale, di qualunque colore politico? Perché non riusciamo mai a prevederle queste... Perché c'è una incapacità della politica e dell'assetto istituzionale di intervenire per tempo, e si ricorre a organismi commissariali oppure all'intervento dopo che avvengono le tragedie o i disastri, utilizzando dei fondi in stato di emergenza. In questo modo si abbatte la burocrazia e si tenta di intervenire subito. Non c'è una programmazione, qualunque legge è stata disattesa. La Sicilia è sotto procedura di infrazione dell'Unione Europea per gli scarichi fognari in mare. Pensate che ad Aci Castello i reflui fognari vengono riversati nell'area marina protetta da sempre. C'è un appalto che dovrebbe spostare i reflui fognari fino alla zona industriale di Catania per fare un corretto conferimento. Quindi non c'è altra strada che l'intervento con organismi commissariali o in stato d'emergenza dopo che vengono le tragedie, perché non si è mai riusciti qua in Sicilia a intervenire per tempo, a programmare e soprattutto a rispettare la legge. Riversare interventi veloci tutti, perché devo mandare un obbligo pubblicitario da mandare subito. Velocissimo. Io credo che qua ci sia un problema, perché se noi dobbiamo spendere il doppio per sistemare i danni fatti e poi dopo mettere in protezione, non ne usciamo più. Qua c'è un problema che emerge in modo drammatico, che è la qualità di chi ha amministrato la nostra terra. Ora, questo è un dato oggettivo, allora, senza nessuna polemica politica, perché è vero che sono 25 anni e anche di più che questa terra ha avuto pessimi governi, compresi quelli di un colore politico diverso, però è un dato di fatto oggettivo che nel 2022 già Musumeci sapeva tutto, che nel 2023 erano già stanziati i soldi e c'era Schifani per comunque fare degli interventi mirati a Niscemi. C'era stata una delibera del Dipartimento di Protezione Civile regionale, prima era stato l'autorità di bacino del distretto idrografico a segnalarla a Musumeci. C'è stata un'inerzia enorme che continua, cioè a giugno del 2026 scadono i fondi, no, quelli europei del PNRR, ad oggi è stato rendicontato il 7%, ne sono stati spesi circa il 26% su 2 miliardi. Una cosa simile, questi sono i dati che... Non sono questi. Però va bene, orientativamente ci informiamo attraverso le fonti giornalistiche, non abbiamo i dati tecnici. Ma al di là sono questi però, perché... allora, al di là dei dati numerici che possono essere qualcosa in più o qualcosa in meno, lei conviene con me che tanto su Niscemi, tanto rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici che ormai sono strutturali, il clima è cambiato, è inutile.
Sono stati dei ritardi, sono d'accordo con lei, ma le rispondo che non è un problema siciliano. Mi faccia finire. No, parla però della Sicilia, perché le ripeto, i ritardi sono tutti qua, lo sfascio è tutto qua, che è quello che sta succedendo. Sui ritardi si sapeva, e adesso dimostreremo, adesso quando apriremo la parentesi Giampilieri dimostreremo un po' che i lavori non si facciano per contenziosi perenni tra diversi organismi delle istituzioni. Esatto. È inaccettabile. Questo è il grande problema della Sicilia. È inaccettabile. Allora, mi collego a questo e dico velocissimamente, questo è il grande problema della Sicilia, cioè questi contenziosi che si creano tra strutture sovraordinate, tutte di ambito regionale, che paralizzano la spesa, rendono impossibile eseguire i lavori, poi si va in procedura di infrazione, dice l'onorevole Ciancitto, la competenza è nazionale, adesso perché hanno nominato il commissario straordinario che ha dovuto avocare a sé con legge dello Stato i poteri che erano delle regioni. Allora, vi devo interrompere un attimo. Chi è che doveva fare le fognature? Vi devo interrompere le perché regioni. intanto voglio salutare Gesualdo Campo. Benvenuto Campo, adesso vedo che si muove, quindi vuol dire che c'è nella nostra bassa frequenza. Eccolo qua. Benvenuto Campo, buonasera. Non ci vediamo da tanto. 15 anni. Non ci sente, vediamo. Non sente. Va bene. Adesso abbiamo un collegamento ballerino. Allora, abbiamo un collegamento ballerino, probabilmente dovremmo ristabilirlo con l'ex sovrintendente Campo, l'architetto Campo. Allora ci fermiamo per una piccola pausa, dopodiché io voglio aprire, e lo abbiamo detto anche in presentazione di questa puntata, la parentesi Giampilieri, perché tutti con questa frana di Niscemi hanno ricordato quello che è successo a Giampilieri, e c'è stata una frana terribile nel 2009, 37 morti, anche lì. Che cosa è successo? Abbiamo tentato di spiegarlo nel corso degli anni, reportage giornalistici da tutta Italia, poi insomma non se ne è parlato più, ha avuto un processo il sindaco di allora, che è stato assolto. Tutti e due assolti. Ma lì, anche lì, la questione parte da prima. Guardo Tuccio D'Urso, guardo Gesualdo Campo, ci fermiamo, piccola pausa e poi apriamo la parentesi Giampilieri. Rientriamo in diretta, ovviamente il dibattito anche fuori onda, come sempre in questa trasmissione si scalda sui temi del giorno. Dicevo, noi con l'evento Niscemi abbiamo subito riportato alla mente quello che è successo nel 2009 a Giampilieri, una frana nel comune messinese, nella zona ionica dei comuni messinesi, diciamo molto più vicini a Catania, che insomma ha causato, allora ci fu un'alluvione in quel periodo, proprio la terra non ha retto, è franata a valle e ci sono stati poi alla fine 37 morti, diciamo tra morti e ovviamente dispersi, e ovviamente danni incalcolabili poi al momento. Poi ovviamente sono stati fatti anche la conta dei danni, sono stati fatti i lavori poi eccetera, però quella storia diciamo ha molte similitudini con quello che è successo a Niscemi. Fortunatamente a Niscemi non ci sono stati morti. Allora la ripercorre in questo servizio Simona Mazzone e poi do la parola ai tecnici che ci racconteranno tante verità che non sono venute fuori allora. Un territorio squartato da pioggia e fango, 37 vittime, oltre 2000 sfollati e una ferita che resta ancora aperta. Sono trascorsi oltre 16 anni dall'alluvione che si è abbattuta su Giampilieri e Scaletta. E il 1° ottobre 2009 violenti piogge torrenziali colpiscono la Sicilia orientale, causano frane, straripamenti di fiumi, torrenti e distruggono abitazioni e fabbriche. Il nubifragio inizia la sera precedente e si protrae tutta la notte fino al mattino del giorno dopo, colpendo principalmente il territorio del Messinese. Tra le cause la cementificazione e i cambiamenti climatici. Le stime del Dipartimento della Protezione Civile mostrano che in alcune zone si sono registrati circa 230 mm di pioggia in sole 3-4 ore. Il comune di Giampilieri, situato in una zona ad elevato rischio idrogeologico, è già colpita in passato da fenomeni simili e tra le località più devastate dall'evento. La frana, tragica conseguenza delle piogge, aggiunge devastazione e morte. Numerose località rimangono completamente isolate. Questo causa anche rallentamenti sul lavoro dei soccorritori.
Tanti episodi di solidarietà e di eroismo, come dimenticare il giovane Simone Neri, sottocapo di prima classe della Marina, che perde la vita dopo aver messo in salvo 8 persone e a cui è intitolata la scuola elementare di Giampilieri, prima centro operativo dei soccorsi, poi riconsegnata all'insegnamento e alla collettività. Oggi il ricordo di quella notte è sempre vivo tra la popolazione che ha vissuto uno degli eventi più tragici della storia di Messina. Di pochi giorni fa è la notizia di un finanziamento di quasi 400.000 euro per opere di rigenerazione nei luoghi colpiti dall'alluvione del 2009. Ogni anno dal 2018, dopo l'approvazione all'Ars di un emendamento alla finanziaria proposto da Cateno De Luca, la Regione riconosce a Messina e ai comuni della zona ionica un contributo da destinare alla manutenzione delle opere realizzate nella ricostruzione. E impianti sono stati installati in alcuni siti per monitorare manualmente i movimenti franosi. Resta la paura per le alluvioni, anche dopo i recenti eventi che hanno colpito la Sicilia, ma anche per il rischio di una nuova frana. Gli abitanti sono davvero fuori pericolo? Si è fatto il possibile per la prevenzione? E questo è il racconto di Simone Mazzone e Germano Latessa. Ora io chiedo alla regia e poi interpello i nostri tecnici Gesualdo Campo e Tuccio D'Urso di fare vedere la relazione. La prima pagina della relazione, insomma, che noi abbiamo ovviamente sul tavolo, perché nella relazione c'è una relazione, eccolo qua, è uno studio del 17, messo a disposizione il 17/10, quindi 17 ottobre 1997. Leggete in fondo, descrizione geologica, geomorfologica, idrogeologica del bacino di alimentazione del torrente Giampilieri. In questa relazione generale facciamo vedere le carte appunto di questa relazione generale. Il vicepresidente della regione di allora, il vicepresidente della regione siciliana di allora, in qualità di vicecommissario delegato all'attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'Interno, il 21/1 del 2098, quindi il 21 gennaio, quindi stiamo parlando di 11 anni prima. Tuccio D'Urso e Gesualdo Campo, confortatemi insomma se vado fuori strada, nel 1998 aveva già in mano questa relazione, che alla pagina, la relazione generale, eccola qua, che in una delle sue pagine descriveva qual era il rischio di Messina, quindi non solo la zona che stiamo prendendo in considerazione, ma ovviamente anche altre zone come Giostra, Gazzi, Santo Stefano, eccetera. Al punto 6, che in questo momento state vedendo inquadrato, al punto quello di prima, c'è scritto proprio Giampilieri. Giampilieri, studio della stabilità del pendio ove insistono i villaggi di Altolì e Molino, che potrebbero essere interessati da fenomeni di scalzamento del piede. La soluzione, diciamo, posta da questi tecnici di quella commissione era l'eliminazione dei guadi e la verifica delle sezioni in corrispondenza degli attraversamenti. Quindi su questa relazione già nel 1998 i tecnici sapevano cosa poteva succedere. Tuccio D'Urso e Gesualdo Campo. Allora, se si legge quell'incarico citato in testa della relazione, fu scritto da chi vi sta parlando, che era il dirigente del servizio nono protezione civile allora della presidenza della regione siciliana. Qualche anno dopo questo servizio divenne una direzione regionale per legge. È lo stesso identico ragionamento che mi è stato dato il piacere e anche la possibilità di illustrare 2 settimane fa a questa stessa trasmissione, che si è ripetuto l'anno successivo per Niscemi. Qual è la premessa? Che nell'ottobre del 1996 ci fu un eccezionale evento alluvionale che coinvolse la città di Messina.
nonché ci fu, sembrano diciamo, la fotocopia di quello che poi è successo qualche mese fa, e questo evento fu anche accompagnato da un notevole evento meteo marino che interessò la zona del Tirreno messinese, in particolare della zona tirrenica messinese, provocando danni alle Eolie e lungo la costa di quella parte del Messinese. Intervento della Protezione Civile Nazionale, intervento allora sempre diretto dal sottosegretario professore Barberi. Barberi nomina un commissario nella persona del compiando onorevole Giuseppe D'Andrea, che era il assessore del governo e assessore del Messinese, e tra le cose che dispone di fare D'Andrea, tra cui il ripristino dei torrenti eccetera, c'è la nomina di 2 commissioni di studio che avrebbero dovuto rendere e studiare accuratamente le problematiche dei torrenti di tutta la zona del Messinese, sia quelli che sversano sul Mar Ionio sia di quelli che sversano sul Mar Tirreno. Perché Tuccio D'Urso, scusa ti interrompo, Tuccio D'Urso, scusa la interrompo, perché ovviamente questo evento naturale, no? Le piogge insistenti avevano messo in qualche modo in allarme, tanto è vero che fu chiesto aiuto ovviamente ai tecnici che più di altri ne potevano sapere di questa questione, i geologi. Cioè noi abbiamo recuperato dai tempi, da praticamente 30 anni fa, questi documenti che sono inediti, no? Noi abbiamo delle relazioni in mano che abbiamo visto, abbiamo esaminato queste relazioni dove effettivamente c'era scritto tutto, c'erano scritti i pericoli a cui si andava incontro. Uno di questi componenti è appunto Gesualdo Campo, gli altri anche per età non ci sono più. Gesualdo Campo, allora cosa c'era scritto in queste relazioni? Ma Campo poi vi dirà una cosa specifica, immagino. Facciamolo parlare, vediamo se si è ristabilito il collegamento. Allora, Gesualdo Campo, levate questa, mettetemi Campo per favore. Sono qua, mi vede? Ecco. La sentiamo pure bene, prego. Eccoci. Allora, innanzitutto colgo l'occasione per esprimere la mia forte solidarietà alla cittadinanza di Niscemi. E questa solidarietà nasce e si raddoppia, si moltiplica, perché per me è un déjà vu, per fortuna con meno conseguenze rispetto alla prima occasione. La prima occasione ha visto un sacco di morti, ma non solo quelli di Giampilieri. Noi siamo stati nominati dopo ben 2 gravi incidenti avvenuti nella città di Messina. Il torrente Giostra aveva sotto il viadotto urbano che lo attraversava, era ostruito da frigoriferi, lavatrici, immondizie a mai finire, e là ci furono dei morti travolti che andarono a sbattere contro questi rifiuti. Per cui si fecero queste 3 commissioni, una sul Tirreno, una sullo Ionio e una esclusivamente per Messina. Quella per Messina era costituita per tutto il comune di Messina, Giampilieri incluso quindi. Quella per Messina era costituita dall'ingegnere Scibilia, dall'ingegnere Navarra Tramontana, che era il capo del Genio Civile, e il Genio Civile, ricordo che è l'organo di polizia idraulica, dal geologo Sardo Infirri e da me, che la operavo in sovrintendenza di Messina allora. Andiamo al dunque, Campo, perché poi i nostri tempi ovviamente non sono... andiamo al dunque, ci porti la sua testimonianza vera. Noi abbiamo fatto un lavoro molto dettagliato, abbiamo fatto lo studio geologico, abbiamo riportato tutto in planimetria. Mentre lavoravamo ci furono altri morti per una seconda alluvione, 3 persone, di cui un extracomunitario fu ritrovato in Calabria. Allora noi abbiamo chiesto anche una proroga per affrontare queste nuove problematiche, alla fine abbiamo consegnato tutto e devo dire che il nostro lavoro fu approvato, tant'è vero che ci liquidarono i compensi.
poi non ne sapemmo più nulla. Quindi questa L'unica relazione, cosa insomma, sapemmo- che era una relazione corposa, perché io l'ho vista, diciamo, ho avuto modo anche di elaborarla, c'erano ovviamente un sacco di immagini, un sacco di planimetrie, un sacco di riproduzioni di carte geologiche. Esatto, Le voglio dire, Giampilieri, il torrente Giampilieri porta il nome di un villaggio vallivo, cioè il torrente Giampilieri ha uno sviluppo di 9 chilometri che parte da 950 metri di altezza sul livello del mare. Giampilieri, la frazione, il villaggio di Giampilieri è a soli 125 metri sul livello del mare, quindi ha alle spalle oltre 800 metri di dislivello con pendenze notevolissime. Quindi voi Noi avevate abbiamo evidenziato indicato, tutto scusi questo, Campo, andiamo per ordine, perché sennò poi ci perdiamo. Dico, andiamo per ordine. Voi avete indicato in questa relazione quelli che dovevano essere, dal vostro punto di vista, Sì, quindi un punto di vista in particolare qualificato, tecnico, gli interventi che si dovevano fare, e stiamo parlando, un attimo Campo, stiamo parlando del 1997, la frana di Niscemi è stata nel 2009, quindi 2009. 12 di Giampilieri nel 2009, 12 anni dopo, 11 anni dopo. Cosa avete fatto? No, che cosa hanno fatto? Cosa Loro hanno non dovevano fare Cosa niente. ha fatto la politica, Cosa gli amministratori? Cosa hanno fatto gli amministratori? Loro hanno fatto quello che dovevano fare. Non solo, aspetti Campo, non solo, perché voi avete fatto di più di quello che vi competeva, anzi lei personalmente ha fatto di più di quello che le competeva, perché poi quando è successo... Io ho fatto il mio dovere, non di più né di meno. No, però io ho fatto il mio dovere con i colleghi. Esatto, In più nel 2009 lei ovviamente è rimasto come tutti in quel momento diciamo sbalordito da quello che è successo, perché era tutto indicato in queste carte, cioè queste carte parlavano, questi sono solamente pochi fogli di una relazione che, lo dico ai telespettatori, è corposa, è dettagliatissima su quella zona e anche su altre zone del Messinese. Nel 2009 lei che cosa ha fatto, Campo, dopo la frana? Allora, nel 2009 la frana, perché stiamo parlando il nostro studio parte dalle alluvioni. Quello che è successo a Giampilieri è una frana che però poteva essere, secondo anche le nostre indicazioni, contenuta. Noi avevamo previsto la forestazione, avevamo previsto gli allargamenti di diversi tratti della sezione fluviale troppo stretta, da cui la portata potenziale delle acque poteva trasbordare. Insomma, avevamo previsto tutto. Nel 2009, 1° ottobre, c'è 37 morti. Quindi lei che ha fatto? È un villaggio storico distrutto. Voi avete mostrato le immagini. E io il 5 ottobre ho preparato una mia relazione e l'ho mandata ufficialmente, anticipata per fax, col protocollo. E qui la possiamo vedere, la relazione. Eccola qua, qui la possiamo vedere. Ce l'ha mandato quello che aveva prodotto lei. A chi l'ha mandata, Campo? A chi l'ha mandata questa relazione? Questa è la ricevuta del fax. Questa è la ricevuta del fax. C'era la relazione prima che ovviamente... Sì, ma c'è anche... ho anticipato in fax, ma ho mandato la raccomandata postale. Sì. L'ufficio, la sovrintendenza di Messina, di Catania. Facciamo vedere la relazione, lo dico anche alla regia, che è questa che abbiamo in mano. Ecco, questa è l'altra ricevuta del fax mandato, del report, quindi è stata ricevuta, quindi nessuno può andare oltre, e c'è appunto quella dettagliata, è un documento, insomma, la copia che ci ha mandato appunto che abbiamo in regia. Allora, dica Campo, prego. Siccome ho lessi dalla stampa che ovviamente la Procura della Repubblica di Messina aveva aperto un fascicolo, io rappresentai questa vicenda che abbiamo discusso brevemente, la rappresentai al magistrato che aveva in carico quel fascicolo. La rappresentai per iscritto, con fax e con raccomandata,
non ricevetti mai alcun riscontro. Non ricevetti mai alcun riscontro. Allora, fermo non lì, mi Campo. risulta Fermo lì. che Voglio sentire adesso cosa hanno da dire tutti i nostri ospiti, compreso anche l'ex dirigente, l'ex capo della protezione civile Tuccio D'Urso dei tempi. Allora, senatrice Musolino, un attimo D'Urso, senatrice Musolino, quella è la sua zona. Intanto voglio dire una cosa, Giampilieri è una ferita aperta per la città di Messina. Sono passati gli anni, ma questo non ha sanato la grande sofferenza che comunque i cittadini messinesi hanno provato, che è stata preceduta da altri 2 eventi che ha ricordato bene il dottore Campo, che hanno anche lì provocato delle vittime che ogni anno vengono ricordate dai cittadini, da tutti noi, una memoria storica collettiva condivisa, proprio perché la ferita è fortissima. Ogni volta in cui Messina attraversa, subisce giornate di pioggia intensa, ogni messinese pensa a Giampilieri. Ogni messinese si preoccupa, perché Messina, cosa che non è stata detta, che chiaramente è chiara ai tecnici, però magari non a quelli che ci ascoltano, Messina è una fascia di terra che si trova i monti alle spalle e ha oltre 30 torrenti che la attraversano trasversalmente, longitudinalmente, e il mare davanti. Quindi questo dislivello che aveva il torrente Giampilieri, ma che ha il torrente Giossa, il torrente Annunziata, tutti i torrenti che la attraversano, sono appunto 36, Pace, Guardia, quindi da sud a nord, creano sempre una pressione sul fronte abitato e quindi sul diciamo, livello del mare. E il timore che negli anni la manutenzione, l'attenzione, la programmazione, ma dirò di più, quella che è la programmazione urbanistica, perché quando le cose non si sapevano, gli insediamenti abitati come i Niscemi, l'insediamento storico è esattamente nel punto di maggiore debolezza dell'altipiano, non si sapeva, è nato lì. Quando le cose non si sapevano, gli insediamenti abitati sorgevano dove sembrava più bello farli sorgere, più conveniente, più utile. Adesso le cose si sanno, ma ci vogliono A, gli strumenti, B, le competenze, C, il coraggio. Gli strumenti ce li dà la tecnica, le competenze ce li danno gli strumenti insieme anche alle risorse economiche, poi però ci vuole il coraggio degli amministratori, tutti i livelli, dal nazionale al regionale al locale, di fare interventi che spesso sono impopolari, ma hanno il grande vantaggio di salvare le vite umane. Questa relazione che voi avete recuperato, cioè, di cui siete entrati in possesso, evidentemente o non è stata conosciuta agli atti delle indagini. Non è possibile perché o non è stata acquisita o non è stata valutata, io questo non lo so, perché è un processo che ormai è bello che è chiuso, con la sentenza di assoluzione degli allora amministratori, tanto del sindaco di Messina quanto del sindaco di Scaletta Zanclea, quindi per entrambi non si è formato un giudizio di colpevolezza, con grande amarezza dei parenti delle vittime, perché quando poi si assiste a queste tragedie i parenti delle vittime non vogliono la condanna perché questo li ricompensa di qualcosa. Ovviamente io dico, scusi se la interrompo, se la dice, noi stiamo cercando colpevoli. No, ma io stiamo infatti sto cercando dicendo colpevoli. questo. Stiamo ancora una volta evidenziando. Esattamente, ma io sto dicendo esattamente quanto, questo. Diciamo, questa I parenti delle vittime non vogliono generalizzata. Io gli sto dicendo questo, e glielo dico per l'esperienza anche come avvocato. Il parente delle vittime non vuole la condanna perché questo lo ricompensa come se fosse una vendetta, vuole la verità. Vuole capire chi poteva fare e non ha fatto. E allora il tema è cosa c'era che si poteva fare e che non è stato fatto, a chi competeva farlo e se tutto quello che noi stiamo facendo adesso è sufficiente ad evitare che si verifichi nuovamente. Allora, dobbiamo fermarci per genere. la pubblicità. Ancora una volta ritorniamo ovviamente con l'avvocato Montalto, con l'onorevole Ciancitto e poi ovviamente con i nostri tecnici sempre su questo tema. C'è un'altra frana che poi voglio fare vedere subito dopo, quella di San Fratello, che è una località sempre nel Messina, più piccola, ma sembra molto simile a quella di Niscemi. In miniatura, lasciatemi passatemi il termine perché è interessato solo una piccola porzione di strada, ma il tema è sempre quello, ci sono dei cittadini che denunciano da 3 anni e da 3 anni è tutto lì, immobile, dopo la pubblicità. Allora, rientriamo, abbiamo raccontato un po' con le carte in mano, le nostre carte inedite che abbiamo mostrato ai nostri telespettatori, la frana di Niscemi perché
diciamo, la mente, la frana di Giampilieri del 2009, perché dopo la frana di Niscemi la mente di tutti i siciliani è andata a quella frana del 2009 dove hanno perso la vita 37 persone. Abbiamo recuperato delle carte davvero importantissime, era tutto scritto, così come era scritto a Niscemi, così come era scritto da altre parti della Sicilia, così come è scritto su Monte Pellegrino a Palermo, così come è scritto ad Agrigento. 9 comuni su 10 in Sicilia vivono con il rischio idrogeologico e tutti questi tecnici eccellenti che la nostra regione produce lo scrivono nero su bianco, lo hanno scritto, ma nessuno ovviamente poi gli ha dato retta. Montalto. Ma io non so se queste carte, penso che non siano state acquisite nel corso del procedimento. Io credo che siamo probabilmente fuori tempo massimo per cercare. No? Non so se sia stato ascoltato qualcuno della protezione civile, però io ho letto di una testimonianza di Nino Lonia, tu penso che Daphne sai a cosa mi faccio riferimento, che raccontava ha perso 2 figli e la moglie, che la moglie al telefono quando stava per essere vittima di questa tragedia diceva è la stessa frana di 2 anni fa. Allora qua c'è un dato che indipendentemente dagli esiti dei processi e responsabili processuali è un dato politico, c'è una responsabilità politica, qualcuno questi territori li amministrava, qualcuno sapeva, qualcuno non ha fatto nulla. E io torno indietro al dato che ho detto prima, quando a giugno del 2026 c'è il termine di scadenza per farci finanziare i progetti, devono ancora essere 3.500 rotti, i progetti ancora devono essere approvati e solo il 7% delle spese sono state rendicontate a Bruxelles, ma dove vogliamo andare? Ma io mi chiedo il perché. Il perché è l'assoluto disinteresse e poi 2 dati, cioè due realtà siciliane. In questa terra le opere o vengono fatte male e crollano perché vengono utilizzati materiali scadenti e permettetemi negli appalti imprese conniventi, perché questa è la storia di questa terra, è inutile che facciamo finta di niente, o non viene fatto nulla e le risorse che servono vengono saccheggiate per spese inutili e vanno a finire nelle cose più inutili per difendere collegi elettorali. E poi io mi chiedo una cosa, noi abbiamo sempre visto rappresentata la provincia di Messina come la provincia meglio amministrata della regione Sicilia, ma a me mi pare che Messina sia stata soggetta ad una operazione di machillaggio, ma poi i problemi strutturali che hanno danneggiato le persone non sono stati risolti. Veloce, no? Voleva aggiungere qualcosa Campo, poi do la parola a Ciancitto. Campo, su Niscemi, su Giampilieri. Lo vedo frizzato, come si dice in gergo. Allora Ciancitto e poi Tuccio D'Urso. Prego, Tuccio D'Urso. Velocemente perché abbiamo poco tempo. Allora, quando tu giochi a scopa, quando si gioca a scopa, quando si fa a scopa, quando le carte sono uguali e vengono raccolte. La vicenda di Giampilieri fa scopa con quella di Niscemi. Se ci si riflette un attimo, l'iter è identico, un anno dopo l'altro. L'evento diciamo calamitoso. Ce l'aspettiamo, mi scusi, lei non può fare il tecnico però, mi scusi. No, ma che c'entra lui? Lui l'ha date le risposte. Io sono tecnico. Lui fa il tecnico e tra l'altro è quello che ha dato le risposte, anche su Niscemi. E sono quello che sono l'autore di tutti questi interventi. Ma perché secondo lei la politica non ha fatto nulla? Di chi sono le responsabilità? Scusi un attimo. Ma ce lo dice di chi sono secondo lei le responsabilità del mancato intervento sulle sue indicazioni? Allora, perché in collegamento non sente bene, cioè ha difficoltà a dialogare il collegamento. Prego, Tuccio D'Urso. Allora, le dicevo prima di essere interrotto malamente, gli interventi sono identici, la consecutio temporum è identica, l'evento calamitoso, l'ordinanza della protezione civile, la riparazione dei danni immediati, le commissioni di studio per capire cosa è successo e prevedere e indicare le soluzioni a quello che è successo. Dopodiché che cosa succede? Nulla. Anzi, ancora peggio, come abbiamo documentato, viene smantellata la struttura di protezione civile regionale che sia a Messina per l'alluvione di Messina nel 1996, sia per Niscemi nel 1997, avevano collaborato con la protezione civile
nazionale avevano collaborato con le stesso discorso che abbiamo detto l'altra volta. Allora Duccio D'Urso, scusi se la interrompo un attimo. Scusami Luca, Prego. avevano proposto alla Protezione Civile Nazionale di essere protagoniste della mappatura del dissesto regionale e delle indicazioni sull'intervento sul dissesto regionale. Allora, risponde alla domanda che gli ho fatto. Allora, secondo lei le responsabilità politiche e amministrative nei disastri che sono successi di chi sono? Chi è che non è intervenuto rispetto alle sue indicazioni? Io per questo le dicevo, l'abbiamo capito, il profilo tecnico è stato interessantissimo, ma non faccia solo il tecnico, lei ha avuto relazioni con la politica, chiaramente. Ci dica chi sono i responsabili, per favore. Sì, le rispondo, come ho detto nella precedente trasmissione, la responsabilità politica principale allora la ebbe il governo capo di casa, che smantellò fisicamente la protezione civile regionale. Io fui allontanato e mandato all'autoparco. Vabbè, chiaro, dopo capo di casa non c'è stato più nessuno, mi scusi. Dopo di capo di casa allora ci sta un attimo, Buoni, un attimo. Allora, Ciancitto, chiarissimo, Duccio D'Urso. Diciamo, lei non può andare oltre. Diciamo lei e il dottore Campo sono stati chiarissimi. Siete stati vabbè, puoi tirare un attimo le somme. Fermo là, no, aspetta Antonio, voleva aggiungere una cosa a Campo e poi do la parola a Ciancitto perché dobbiamo anche andare a stringere, volevo fare vedere anche la situazione di San Fratello. Allora Campo, velocemente. Che mi ricordo. Allora io vorrei dire su Giampilieri, se lei ha mostrato la denuncia che io feci alla Procura della Repubblica di Messina, nell'ultimo capoverso io faccio un'accusa precisa. Io dico, se chi ha ricevuto da noi le relazioni, il nostro lavoro, lo avesse notificato agli organismi operativi, questi avrebbero avuto modo di intervenire. Il problema è che nessuno ha mai notificato agli organismi operativi il nostro lavoro, retribuito, pagato dal contribuente. 96 milioni di lire, c'è scritto anche questo nella denuncia. 96 milioni di lire. Ma io non mi posso... Ha scritto tutto. Cioè io non posso nascondere al giudice che ho lavorato a pagamento. Tanto ai sindaci, quanto alla regione, con tanto di autorizzazione al presidente della regione, le conclusioni le tirate voi, noi forniamo elementi, noi forniamo giornalisticamente elementi. Evidentemente. Di qualche anno prima, cioè diciamolo alle persone, perché sennò la gente pensa che c'era nel 2009 non c'era capo di casa, cioè la gente posso pensa dire qualcosa su Niscemi? Sì, prego. Prego, Campo. Ogni tanto si blocca. Allora, Ciancitto, prego, e poi andiamo a pubblicità. Allora, mi sembra che le analisi e gli studi che hanno presentato oggi, sia l'ingegnere oggi qua in questo momento, ma già nel 97, l'ingegnere D'Urso e il dottore Campo sono abbastanza chiari. Il nostro territorio è stato violentato, ma non è solo il nostro territorio che è stato violentato, forse in Sicilia è stato mal curato, ma in tutta Italia il territorio è stato violentato. Esempio Emilia-Romagna, alluvioni, perché torrenti, fiumi non manutentati, non puliti. Esempio Toscana, quindi non è un problema. Cioè, poi è un problema capo di casa, Toscana, ma vi rendete conto di che narrazione fate? Io ho ascoltato tutti con silenzio, perché per educazione e per formazione ascolto tutti. La prego di ascoltare anche lei. La prego di ascoltarmi anche lei. Poi lei interviene. Io ho ascoltato tutti. C'è stato il territorio italiano è stato violentato dappertutto. Poi ci sono territori che sono molto più delicati, come ha detto poc'anzi la senatrice, che sono quelli della provincia di Messina e della città di Messina, perché sono attraversati da decine di torrenti e quindi hanno bisogno di una manutenzione che non può essere decennale, ma deve essere annuale. Il torrente non può essere ostruito dai frigoriferi, come ha detto con grande onestà intellettuale il dottore Campo, ma deve essere manutentato, e quindi ci sono responsabilità che per chi come me ha amministrato comuni, province, oggi è deputato, sa di chi sono le responsabilità. Non me lo deve dire l'ingegnere D'Urso. Ci sono le responsabilità del genio civile, che però non ha avuto le risorse per fare gli interventi. Ci sono responsabilità dei comuni, che invece di fare determinati interventi di manutenzione possibilmente fanno una festa patronale. Quindi è inutile che qua stiamo a dire, è un sistema che è uguale dappertutto e vige anche in Sicilia. Noi oggi dobbiamo cambiare questo sistema se vogliamo evitare altri dissesti come questo, caro avvocato Montalto, e non fare speculazione politica. Non è governato per 10 anni.
speculazione politica. Noi abbiamo bisogno di fare la manutenzione del territorio e leggi urbanistiche che devono essere fatte in maniera corretta. Il mio cliente se la perde con me. Il governo Musumeci con commissario non è come dice lei. No, non ha fatto nulla, c'ho le carte. Possiamo fare un trasmissione. Il governo Musumeci con commissario Musumeci per il dissesto idrogeologico è stato il governo e la regione italiana che ha speso più somme, quasi il 98% delle risorse. No, evidentemente male, è crollata una regione, ma non è che lei in 5 anni non può fare una manutenzione che manca da decenni. Ma non può fare una manutenzione che manca da decenni in 5 anni. Sicurezza di una regione che sta crollando in una trasmissione in cui dice la Sicilia che si sbriciola. Ma vi rendete sulle conto? tragedie che hanno colpito i cittadini siciliani. E non è il caso. Incredibile. Allora, ma neanche le vendite si fanno Antonio, telegrafico perché devo dare pubblicità. Niscemi e Giambellieri sono emblema di tutta la Sicilia. Se voi andate nella zona sud di Catania ci sono circa 5.000 abitazioni e ci sono montagne di carte che già avvisano del fatto che queste abitazioni si trovano in area di esondazione del fiume e lì ci abitano, ci sono 5.000 case da un lato, 5.000 case dall'altro, ci sono 10.000 nuclei abitativi che si trovano in zone ad altissimo rischio. Quindi la Sicilia è una polveriera, è certificato da montagne di carte. Una volta capita a Giampilieri, una volta capita a Niscemi, poi c'è la frana a San Fratello, poi c'è la frana a Letoianni che è in continuazione. Cosa farebbe? Qual è la sua azione? Uno deve dire chi ha costruito ai margini del fiume Simeto ha costruito in modo abusiva 30 anni fa, 40 anni fa, in altri momenti. Allora, facciamo così, ci fermiamo, poi facciamo vedere San Fratello e chiudiamo. È una montagna di voli. Rientriamo in diretta, il dibattito ovviamente su questi temi si scalda sempre. Allora, abbiamo parlato di Niscemi, un mese fa la frana, abbiamo parlato di Giampilieri, nel 2009 la frana con 37 vittime, abbiamo mostrato le carte inedite, in esclusiva, di quello che si poteva fare, abbiamo detto che era già tutto scritto su queste carte. Passano i tempi, ovviamente aumentano anche le tecnologie, perché recuperare poi quelle carte non è stato facile, erano tutte scritte, manoscritte, quindi quelle carte insomma erano veramente negli archivi, però erano lì. Qualcuno le avrebbe potute vedere, leggere e interpretarle e diciamo darne seguito. Guardate invece cosa succede a San Fratello, siamo sempre in provincia di Messina, una frana che molti tecnici hanno detto è simile a quella di Niscemi, in proporzioni ovviamente minori, ma è lì da 3 anni. Il servizio di San Fratello da Marco Gullà. Quello che vede c'è un qualche studio in più, un po' di vegetazione in più, ma per il resto così era e così è rimasto. Hanno usato Niscemi per fare le passerelle e poi non si è visto più nessuno. Noi abbiamo avuto da subito un supporto dal governo anche nazionale, perché a ottobre già del 2023 avevamo avuto la dichiarazione dello stato d'emergenza a livello nazionale e questo in qualche modo era la parte che ha funzionato. Quello che non ha funzionato è sicuramente la fase successiva, quindi quando vennero attribuiti i poteri ovviamente per la gestione di una fase emergenziale alla protezione civile regionale, dove le tempistiche sono diventate infinite. Oggi noi siamo a circa 3 anni da quando è avvenuta questa situazione di dissesto che sta mettendo in ginocchio la nostra comunità. Qualsiasi segnalazione fatta da noi cittadini o era presa con una semplice risata o era passata in sottobanco. Ah sì, è una pietra cade.
E qui davvero cadono le braccia, perché insomma avete sentito il sindaco Princiotto, il sindaco di San Fratello, ha detto, dice, poi noi l'abbiamo segnalata, si è messa in moto la macchina, poi diciamo si è spenta perché la burocrazia ha rallentato tutto, ma fa riflettere anche la dichiarazione che ha fatto questo abitante di San Fratello, dice noi dice, segnalavamo, dice guardate che qui c'è qualcosa che non va, crollano le pietre, ci sono i massi, prese con una risata al telefono, adesso interverremo. Questo è il quadro della nostra Sicilia. Allora, lo dico ai nostri politici, si può fare qualcosa, si può intervenire su questo? Risponderei a Ciancitto quasi quasi. Vai Antonio. Risponderei a Ciancitto. Abbiamo tempi telegrafici per tutti e siamo in chiusura. Telegrafici. Allora è evidente che se ci sono 5 enti competenti per la stessa cosa non si va da nessuna parte. Bravo. Ci vogliono degli organismi commissariali veri con delle persone che hanno degli incarichi precisi e che si assumono delle responsabilità, e soprattutto è necessario che aumenti la capacità di vigilanza nel settore degli appalti, sia dal punto di vista contabile che dal punto di vista legale, perché noi sappiamo benissimo com'è finita la stagione di Croce alla guida del commissariato speciale, che è finita con le manette e con i patteggiamenti, con i finanziamenti che sono serviti per pagare le elezioni al comune di Messina. La campagna elettorale di Messina è stata pagata dagli imprenditori che oggi sono stati condannati. Ecco come finiscono i soldi della protezione civile, e questo lo dico avendo studiato le carte. Quindi dal punto di vista pratico la risposta a Ciancitto, io non sono politico, non sono amministratore, ma sono giornalista, la risposta è questa: ci vuole un aumento della soglia dei controlli, un aumento della soglia di punibilità, perché diciamo anche come è finita a Giampilieri. Lo sapete come è finita? È finita che gran parte dei reati sono stati prescritti. E non c'erano queste carte, perché evidentemente queste carte non c'erano. Io un'altra riflessione, come dire, riflessione sul piatto la mette Gesualdo Campo su Niscemi, no? Prima voleva dire qualcosa su Niscemi, Campo. Sì, stavo cercando di concludere. Voi ricordate i grandissimi terremoti del 1993 che ha distrutto il Val di Noto e del 1991 il terremoto di Santa Lucia. Tutte e due sono stati causati dalla faglia ibleo-maltese, che è la linea in cui entrano in contatto e producono attrito la piattaforma africana a cui appartiene la Val di Noto e la piattaforma europea a cui appartengono Val di Mazzara e Val d'Emune. Niscemi è in prossimità del fronte settentrionale della faglia ibleo-maltese e non ho letto da nessuna parte alcuna considerazione su questo punto. L'ultimissima cosa che mi sento di aggiungere è che davanti allo stupore ma da tutti manifestato la prima volta, sono casi di ogni 150 anni, tutte le stupidaggini che sono state dette sul ciclone Harry, preciso che dal 1884 al 2026 ci sono stati 6 episodi del genere. Nell'84 con 30 morti, nel 1908 il maremoto provocato dal sisma di Messina, nel 1933, nel 1972, nel 2009 Giampilieri, nel 2026 Harry. Ogni 35 anni mediamente. Quindi secondo lei non è casuale? Episodi di secondo lei non è gravità. casuale? Allora, quindi, va bene, dobbiamo chiudere, Campo, grazie. Me dire che era imprevedibile è una stupidaggine. Infatti noi abbiamo voluto dire proprio questo. Allora, grazie Gesualdo Campo per essere stato con noi, grazie anche, a voi. Ovviamente, perché ci sono certe cose che vanno certamente dette. Siamo in chiusura, devo salutare ovviamente Totò, che chiude sempre le nostre trasmissioni con le sue vignette, spegniamo un po' ovviamente anche le polemiche. Ciao Totò, abbiamo qualche minuto, come sempre il tema del dissesto idrogeologico è appassionante, ma poi diciamo questa settimana poi è come quando c'è il calcio, no? Come quando ci sono in questo caso il Festival di Sanremo, tutti si dimenticano di tutto perché c'è appunto un evento. Allora anche tu, infatti, no? Stasera finisce il Festival di Sanremo, ha vinto Fulminacci, facciamo vedere le vignette, vai. Allora, l'ho detto che ha vinto già. Sì, l'hai detto. L'abbiamo sentito. Allora, la profezia di Fulminacci. Vediamo. Qua, la profezia di Totò. Il ricordo che si è fatto di Pippo Baudo e del maestro Vessicchio. Maestro Vessicchio, sono tutti a casa di Sanremo, quindi da un'altra parte. A casa di Sanremo,
staccato, Sanremo. Cioè, io suono, tu suona che io dirigo. Beppe sì, che insomma, chissà che musica. E questo per la prima serata. Questo chi è? La seconda serata Schifani, no? Arriva Carlo Conti. Somiglia a Schifani. No, Schifani, come Schifani? Assomiglia a Schifani. E che dirige anche Sanremo anche. Non lo so, Che quindi Sanremo, meno ascolti, Sanremo in rosso. Insomma, meno ascolti a Sanremo e Conti. La senatrice in rosso. Musolini dice che poi non si tirerebbe indietro il presidente Schifani nel dirigere Sanremo. Vabbè, vedremo. Magari sarà il prossimo direttore artistico, visto. Allora, poi andiamo avanti. Che è sta cosa? Allora, questo insomma, ci sono i titoli di coda sopra la riflessione, quindi immaginiamo cosa sia. Vabbè, andiamo avanti. Quindi non ti ha appassionato, diciamo. Questo chi è? Ma poi si è visto Raff fuori onda che si ravanava e quindi il battito animale diciamo, non è finito per Raff. Questo è il mio eroe. Questo è il mio eroe. Insomma, questo è il mio eroe. Bisogna togliere la fascia di titoli, eccola qua. Tony Pitoni che ieri ha vinto nella nelle duetti. Nelle cover, scusa, ha detto Caco a Sanremo con quella maschera. Mi presenterò io con quella maschera qualche giorno. Allora, grazie Totò, insomma siamo velocissimi questa sera, grazie Totò per essere stato con noi, ci vediamo la prossima settimana. La prossima settimana ovviamente dibattito lo apriremo anche noi sul referendum sulla giustizia, visto che siamo quasi a scadenza, si vota il 22 e 23. Allora saluto gli ospiti, saluto Tuccio D'Urso che credo sia già andato via, saluto Gesualdo Campo, i due tecnici ex dirigenti della regione siciliana che ci hanno fornito un po' tanti spunti di riflessione. Saluto la senatrice Daphne Musolino, l'onorevole Francesco Cencitto. Vorrei rispondere però velocemente 30 secondi a Contorelli. Io non ritengo inutile l'ennesima commissario. Ognuno dovrebbe fare il proprio dovere. Il progettista dovrebbe fare il progettista, il direttore dei lavori deve fare il direttore dei lavori, il genio civile spendere le risorse, i comuni pure. Se ognuno fa il proprio dovere non sono necessari i commissari. Sono d'accordo con lei che forse sulle imprese è necessario un maggior controllo, ma questo controllo possono già effettuarlo chi fa il direttore lavori e chi fa il progettista e verificare se il progetto viene eseguito a norma di legge e a norma di calcolo. Allora, grazie all'onorevole Cencitto. Cencitto, le vorrei ricordare che anche in questa trasmissione qui con lei abbiamo detto una cosa sul centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Adesso non apriamo il dibattito. Nel marzo 2005 avevamo detto del 2025 avevamo detto che questo centro sarebbe stato diciamo assimilato dal Policlinico Rodoligo San Marco di Catania perché diventava un centro di eccellenza. Ci hanno parlato addosso, i fatti poi sono questi, no Cencitto? La politica deve assumersi le sue responsabilità. Capo di casa sbagliò sulla protezione civile, ma poi quanti governi di centro. Grazie a voi per Paolo Montalto, segretario di Sinistra Italiana. La rifacciamo sulle nomine. Grazie a tutti i nostri telespettatori. Straordinario per il dissesto idrogeologico viene nominato e poi ciò che compie. Grazie a tutti per averci seguito, buon fine settimana e noi ci ritroviamo qui il prossimo fine settimana. Ciao Antonio, grazie a te, anche con te ci ritroviamo il prossimo fine settimana, mi raccomando. Preparati sulla riforma della giustizia, separazione delle carriere, sorteggio, tutto. Alla prossima!